Prima di annunciare la seconda concorrente vorrei ricordare 3 cose. Che è in corso il premio del pubblico offerto dai professori Ucci e Federico Magris, che ringraziamo per questa bella iniziativa fatta per onorare a memoria di 3 violinisti goriziani, già allievi del maestro Lipizer, Ernesto Leonardi, Umberto Corullo e Savino Vesutti. Vi preghiamo di ritirare la scheda alla cassa e esprimere un voto da 1 a 10. Seconda cosa, che l'associazione Lipizer, per festeggiare il trentennale del concorso, ha prodotto una cartolina con un numero speciale, dunque di interesse filatelico, che è acquistabile alla cassa. Infine vi invitiamo, durante l'intervallo che seguirà appunto l'esibizione di questa concorrente, a visitare la mostra che è stata allestita qui sotto nel foyer in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Mostra di edizioni di musica stampa di carattere patriottico tratte dai fondi musicali della Biblioteca Lipizer. Dunque la seconda concorrente, anche lei dalla Corea del Sud, Mi Hee-hee, di 26 anni, eseguirà nell'ordine di Ernest Chausson il poema per 25, di Niccolò Paganini, il capriccio numero 2 dell'opera 1, di Guido Baggiani, Sfera alterne per violino e pianoforte, e di Maurice Ravel, la sonata in sol maggiore. Al pianoforte in Zezzer.